Ottieni una borsa di studio in un college americano. Partecipa allo Yes We College Showcase il 9 giugno allo stadio della Shore. Prima sfida di Reale Primavera, quella tra Lavagnese e Ligorna. Le due compagini liguri si trovano in un'analoga posizione di metà classifica. Passano pochi minuti e Nassano viene subito chiamato in causa, sventando il rocambolesco autogol di Placido. Al 26esimo ci prova Di Pietro dopo il delizioso scambio, ma Fenderico è attento e devia in calcio d'angolo. Al 34esimo alla svolta, Croci riceve palla sulla destra, carica lo shoot e trova un tiro veramente imparabile che accarezza il palo e si deposita alle spalle dell'incolpevole Fenderico per il vantaggio di 1-0. Da questo momento il Ligorna va in confusione e offre il fianco alla Lavagnese. Fonjoc, che non centra la porta di testa per pochi centimetri, e a primo tempo quasi scaduto arriva il colpo di grazia. Infatti Basso riceve il pallone e si trova tu per tu con Fenderico, che è miracoloso. Arriva però a rimorchio Croci, che non sbaglia e sigla così il gol del 2-0, ponendo una seria ipoteca sulla vittoria finale. Inizia il secondo tempo e il canovaccio non cambia, ci prova dalla distanza Basso in pallonetto, ma Fenderico è attento. Al 56esimo l'arbitro vede un tocco di mano in area da parte di Panepinto, uno sguardo di intesa con il guardaline e basta per decretare il penalty. A voi la sentenza. Sul dischetto si presenta Basso, che è freddo ed insacca la palla del 3-0. Al 62esimo chiude i giochi Gnecchi, che riceve un buon pallone, si porta sulla destra e fredda l'incolpevole Fenderico. Il resto della partita è accademia, euforia bianconera per la vittoria, rammarico in casa Ligorna per un primo tempo giocato alla pari ma non concretizzato.